Quando un giardino con le sue piante e i suoi fiori non è solo un'oasi verde, ma assume una funzione terapeutica, nel brolo del monastero cistercense di San Giacomo di Veglia trova spazio ora un giardino dedicato alla cura di persone affette da disturbi dello spettro autistico. Il progetto Il Verde che cura dei giardinieri di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana ha visto 2 giorni di workshop per insegnare ai professionisti del verde come allestire un'area che risponda alle esigenze di chi ne usufruirà. A seconda di come viene realizzato il giardino, che sarebbe la stessa metodologia di fare un giardino normale, viene alcune essenze, alcune piante messe in determinata maniera, quindi sono aiuole, sono delle piccole siepi. E la particolarità del giardino per un soggetto affetto da autismo, sappiamo bene, ha bisogno sempre di essere a riparo, dove si possa sentire protetto, non scoperto, per dire in parole povere. Ecco, saranno creati appunti, mettendo le mani alle piante, creare degli spazi dove uno si può anche riparare e ha sotto controllo tutta la situazione. Al progetto hanno collaborato anche gli architetti e i paesaggisti di Fondazione Architettura Treviso, fondamentali nella progettazione. Ormai su alcune di queste tipologie di progetto c'è una lunga e consolidata letteratura di quali elementi compositivi funzionano di più, anche con risultati scientificamente provati. Una volta realizzato il giardino, che sarà inaugurato nel mese di maggio, aggiunge il presidente Cazziolati, seguirà un incontro con gli operatori sanitari, in collaborazione con l'ULSS 2, sui benefici che spazi appositamente progettati apportano alla qualità del vivere delle persone affette da malattie di varia natura, con una diminuzione, come dimostrato da studi scientifici, anche della somministrazione di farmaci. L'obiettivo è quello di allargare l'esperienza ad altre patologie. Il nostro desiderio sarebbe quello di riuscire a realizzare almeno un giardino per beneficio terapeutico, diciamo, almeno per ogni patologia esistente. Questa sarebbe l'idea. Per quello abbiamo coinvolto anche l'ULSS 2 di Treviso.